Oggi in Italia il sociale quanto è importante secondo lei, Ministro? Moltissimo. Se noi vediamo per sociale il contributo che danno alla soddisfazione di bisogni fondamentali delle persone, soprattutto delle persone in condizioni di svantaggio o comunque bisognose di aiuto, le tante forme di dono generoso che nella comunità si producono, si organizzano, possiamo dire di essere un paese fortemente segnato da queste forme organizzate non profittevoli. Credo che la carità, il dono, il volontariato, la solidarietà siano aspetti assolutamente caratterizzanti la nostra società. Poi c'è una differenza però tra le aree più efficienti del Paese e quelle meno efficienti. Mi riferisco in modo particolare ai servizi sociosanitari o sociosanitari assistenziali, perché ove si dà più spazio al territorio, conseguentemente si dà più ruolo anche al volontariato, alle forme non profittevoli, ove invece, come accade purtroppo nel centro-sud, il modello sociosanitario è ancora tutto organizzato intorno ad ospedali, posso aggiungere a troppi ospedali, molti dei quali marginali, a ospedali generalisti in numero eccessivo e spesso marginali, non si dà luogo a una rete efficiente di servizi territoriali e non si dà quindi spazio, riconoscimento, ruolo e quindi stimolo allo sviluppo del volontariato e delle forme non profittevoli. Il volontariato ha tante forme, però si muove poi in maniera massiccia nei momenti più difficili del Paese. In questo momento il Paese sta purtroppo vivendo una nuova tragedia in Sicilia. Purtroppo sì, evidentemente dovremo riflettere di fronte anche ai cambiamenti climatici come attrezzare i nostri territori ad essere meno esposti a eventi di questa natura. Si valuterà poi nei prossimi giorni le cause di ciò che è accaduto, del terribile tributo che hanno pagato quelle aree a questi eventi atmosferici. Sì, ciao Maurizio, Leonardo Muraro. Ciao. È pur vero anche che purtroppo la devastazione urbanistica è stata una buona causa, essendo che hanno costruito abitazioni all'interno di un alveo di torrenti, e credo che questa sia anche una grande situazione che ha determinato, poverini, chi acquista una casa magari non lo sa in quel determinato momento, ma anche là c'è stata un po' di speculazione che ha determinato poi l'invasione di aree che dovrebbero essere protette da parte di urbanisti poco scrupolosi, mettendo a repentaglio la vita di queste persone che poi hanno perso la vita. Veramente questa è una cosa drammatica.